Tempo di bilanci per l'Associazione Amici del Cuore San Donaiesolo, che nei giorni scorsi si è riunita per fare il punto sulle innumerevoli attività portate avanti nel 2022 e per quelle previste nel 2023. Un'attività importante svolta da instancabili volontari affiancati da medici appassionati, senza dimenticare poi l'aiuto delle tante associazioni che sostengono i progetti sul territorio. Nel 2022 le attività che abbiamo fatto sono tantissime, dai corsi BLSD alla consegna, alla donazione di un defibrillatore, alla consegna di un ecocardiografo alla cardiologia di San Donà. Tutte le nostre raccolte fondi che nel 2022 sono ritornati in pieno regime, ormai da 6 anni, con il progetto Psicologo del Cuore doniamo 4 ore alla settimana per le persone che si rivolgono alla cardiologia riabilitativa e che hanno bisogno di un supporto psicologico. Molte attività che passano anche per la promozione e la sensibilizzazione, come la ventennale donazione di calendari nelle scuole, il supporto alle giornate di check-up cardiologico gratuite organizzate in collaborazione con l'ULSS, ma anche le raccolte fondi attraverso la campagna Noci del Cuore e momenti informativi con la rubrica video Gocce di Salute a cura dei dottori Loredano Milani e Leonardo Di Ascenzo, un'attività diventata ormai di fondamentale importanza per il territorio e avviata nel lontano 1989. Molto spesso i pazienti che avevano avuto problemi di cuore si trovavano un po' abbandonati, soprattutto dal punto di vista psicologico, per cui abbiamo pensato che al di là dell'aspetto tecnico, scientifico, medico, ci doveva essere qualche cosa che aiutava a completare e abbiamo fondato questa associazione nel 1989. Abbiamo cominciato a chiedere all'USL un po' un sostegno, avevamo uno psicologo che veniva volontariamente, abbiamo cominciato a chiedere che ci dessero una stanza per poter fare attività fisica, abbiamo cominciato a fare delle riunioni di educazione sanitaria e quindi abbiamo fatto un po' un contorno che consentisse a questi pazienti, al di là dell'aspetto strettamente medico, di fare qualche cosa per se stessi e farla assieme. Per cui, per esempio, l'attività fisica che uno dovrebbe fare sempre e che magari non ha voglia di fare è stata fatta affittando sostanzialmente delle palestre autogestite dagli Amici del Cuore. Quindi questo è stato il primum movens. Un'altra delle mission che ha l'associazione con la quale io ho la fortuna di collaborare è quello di diffondere sul territorio quello che è la cultura di uno stile cardiovascolare sano, che in poche parole si sostanzia nel non fumare, nell'avere un'alimentazione corretta, nel non essere in sovrappeso, nel controllarsi la pressione, la glicemia e il colesterolo. Sono tutte cose molto semplici che però vanno fatte. Ecco, io credo che con questa attività noi riusciamo poco alla volta a sensibilizzare la popolazione su questa problematica che è fondamentale, perché ricordiamo che le patologie cardiovascolari sono a tutt'oggi in Italia e in tutto il mondo occidentale la principale causa di morte. Un'attività che, lasciatasi alle spalle la pandemia, può proseguire nel 2023 con ancora più slancio, sia nelle campagne di acquisto di nuovi defibrillatori che altre importanti donazioni come quella del nuovo ecocardiografo portatile alla cardiologia riabilitativa di Jesolo e in accordo poi con l'associazione Donna 2000 Forza Rosa l'apertura della palestra da ottobre per il personale di Jesolo e Cavallino. Ultima novità presentata all'Assemblea è infine la nomina di Edi Gonella anche alla guida della Federazione Triveneto Cuore, che ha visto la sua fondazione proprio a San Donà di Piave il 14 dicembre del 2000. Ci sono 25 associazioni che attualmente fanno parte. E l'obiettivo di questo direttivo, che rimane in carica per 3 anni, è quello di ampliare il numero di associazioni, perché quello che è il patrimonio di un'associazione che sia patrimonio di tutte, perché questo è lo spirito della federazione: unire le forze di tutte le associazioni, uniformarle, portare determinati argomenti che sono di importanza per tutti, per esempio censire le procedure per il rinnovo delle patenti per i cardiopatici, ma anche e soprattutto per i piani terapeutici. In ogni ASL c'è una modalità di rinnovo diversa. E se la federazione diventa importante, diventa appetibile anche per le altre associazioni, porta altre esperienze all'interno di questa federazione e poi tutto si riverbera sia in ognuna delle nostre associazioni e soprattutto anche nel coordinamento nazionale di Conacuore.